c'è più neve del previsto qua. Stiamo andando proprio in un bel posto, stiamo andando a salutare la zona di Campilussi, a vedere la baita, così la salutiamo per l'inverno, perché tra un po' arriva la neve, anzi è già arrivata, ma tra un po' ne arriverà tanta che non ci andiamo più là. E in questa occasione, ragazzi, ne approfittiamo per aprire un argomento molto simpatico. Vi parliamo un po' di noi, perché questa è da ridere. Se provate a cercare su Google Andri e Susa, tra le chiavi di ricerca che vengono fuori salta Andri e Susa chi sono, e siamo noi, eccoci qua, Andri e Susa età, per cui se saltano fuori si vede che sono tra le più digitate e ricercate. Allora questa è l'occasione così per raccontarvi un po' di noi. Happy! Vai Tango! È nel suo massimo. Questo video, raga, nasce grazie a Fisco Zen, che ci ha contattato e in qualche modo ci ha anche spronato nel realizzarlo. In effetti è un'idea che avevamo già da tempo. Fisco Zen è un servizio online per chi ha partita IVA o per chi vuole aprirla. Se siete subito curiosi di saperne di più, trovate il link in descrizione, dal quale potrete prenotare una consulenza gratuita e senza impegno. E poi eventualmente ricevere 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento, qualora decideste di farlo. Tanto noi proseguiamo con la nostra camminata e più avanti approfondiamo anche il discorso di Fisco Zen. Temperatura bassissima, meno 3 gradi si sentono. Bello comunque, eh? È molto suggestivo. Mi mancava anche questa stagione così. Sì, mi mancava, devo dire. Andiamo Tango, bravo! Qua c'è il Chepe indiano. Ti ricordi in estate? Sì, sembra un accampamento del West, ci accendono il Abbiamo fuoco. fatto tante di quelle foto lì. Ci fermiamo qua, accendiamo un fuocchetto? Sì. Bello il fuoco con la neve, eh? Sì. Vi raccontiamo un po' di noi ragazzi, perché così magari motiviamo qualcuno di voi a realizzare un po' i propri desideri, nel senso trasformare le proprie passioni magari anche in un'attività lavorativa. Un po' quello che abbiamo fatto noi, Sì. pur di stare insieme. Sì, è vero, sì, sì. È vero, perché tutto è nato pur di stare insieme, perché in effetti lei stava in Veneto, è Veneto, sì. Io sono toscano e la distanza, come sapete, è sempre una difficoltà, specialmente nei primi tempi di un rapporto. Era il 2003 quando ci siamo conosciuti e la Susa aveva appena finito di laurearsi, aveva appena discusso la tesi e avevamo un'estate disponibile e quella volta là ci è venuta un'idea. Io un po' facevo i matrimoni, lavoravo con un'attività dei miei che è di fotografia, quindi in quell'epoca là facevamo tanti matrimoni. E avevo l'opportunità in effetti di avere una videocamera a disposizione. Ho visto una videocassetta, Sì, Susa mi fece vedere una videocassetta dove lei co-conduceva una serata insieme, di sfilata, cos'era? Sì, c'era Concerti. sfilata e anche musica, c'erano cantanti. E allora guardando questa cassetta dissi, cavolo, però Susa, sai che hai una bella voce, una bella presenza, insomma, credo che possiamo fare qualcosa. Allora usiamo questa estate per realizzare dei video su degli amici. Io frequentavo un gruppo di motociclisti, facevamo dei bei giri, vedevamo dei bei posti, si provava a fare un documentarietto su queste attività che fanno questi motociclisti, che vengono sempre visti come brutti, sporchi e cattivi. In realtà dietro c'è un bel mondo da scoprire, un mondo fatto appunto di turismo, di risate, di divertimenti, di cose belle. Quest'anno ho fatto 50 km col culo di fuori, Oh, madonna, sta riprendendo, fare il bischero. Oh ragazzi, che fate anche voi qua? Erano anni bellissimi, quelli là, bisogna dirlo. Sì. Faccio un attimo una puntualizzazione perché so che qualcuno di voi avrà notato che nelle foto che ho appena mostrato c'era un Harley Davidson 883, che non è propriamente una moto da ragazzini di 24 anni e vi spiego come ho fatto ad ottenerla. Io già da 14 anni lavoravo, tra virgolette, facendo aerografie e nel corso degli anni sono arrivato a farne molte e venivano un po' da tutta Italia a farsi aerografare i loro mezzi da me, anche camion molto importanti, e quindi nel corso degli anni ho potuto risparmiare stando con i miei. Inoltre facevo delle serate come cameraman nella TV locale e in più facevo i quadri, le tele, tipo queste qua dietro. Questa risale al 2004 e l'ho regalata all'epoca ai miei suoceri, ma tante anche di queste le ho vendute. Così ho potuto realizzare il mio primo grande sogno, che era quello di comprarmi un Harley 883, che poi è stata il simbolo, l'oggetto che ha dato il via al futuro mio e di Susanna, perché tutto è nato proprio grazie a quella moto là. E così abbiamo iniziato a seguire i primi club di moto e a proporre anche il progetto, quindi anche il prodotto, alla prima televisione, che era appunto Teletruria ad Arezzo. Esatto. E da lì sono nati i primi sponsorini, ti ricordi Andri? Abbiamo Stil Moto e di Liberty Ricambio, grandi, che ce li abbiamo nel cuore. Ringrazieremo per sempre. Per sempre, perché ci hanno fatto crescere, hanno contribuito a realizzare un po' il nostro sogno. Di quel periodo mi ricordo due cose. Una è che facevo le prove col microfono in stanza da sola perché ero terrorizzata all'idea all'inizio.
Ciao. Dai, stupido. Poi che stavamo in una stanzina dove Andrea faceva i primi montaggi, io continuavo a fare le telefonate per cercare disperatamente uno sponsor. Sì. La Corsica è una terra di grande bellezza e fascino dove trascorrere un soggiorno certamente suggestivo ed emozionante, alla ricerca di luoghi, ambienti e cittadine di assoluta meraviglia e particolarità, dove è impossibile annoiarsi ovunque tu vada. E anche noi di Biker Explorer abbiamo scelto il nostro tour, che da Bastia ci porterà dapprima a Saint Florent, poi a Ile Rousse e infine nell'incantevole Calvi. Un giorno c'è stato un segnale. C'è stato un segnale. Il segnale. C'è stato il segnale. Sì. Avete presente, raga, quando arriva quel momento dove dici forse molliamo perché non se ne può più e poi invece arriva quella cosa che ti fa andare avanti. Allora mi ricordo che eravamo a Cortona, una notte fredda, pioveva e tirava un sacco di vento, no? Avevamo cercato, perché la TV locale di Arezzo ci dava la possibilità di mettere dentro i nostri sponsor, ecco, per cui noi andavamo in giro e cercavamo così di monetizzare il più possibile questa che voleva per noi diventare una vera e propria attività. Insomma, alla fine di una giornata piena di no, eravamo stanchi, tanto affamati, faceva freddo, iniziava a piovere e la Susa mi fa: Andri, proviamo da questo qua. E questa storia Nello, se ci sta guardando, già sorride perché se la ricorda, perché l'abbiamo ringraziato tante volte. Insomma, eravamo a Cortona, c'era questo ristorante di alto livello, un bel ristorante, si presentava molto bene. Susa fa: dai, proviamo qua, entriamo a chiedere se ci vogliono sponsorizzare qua. E io proprio dissi: no, Susa, assolutamente non me la sento di entrare qua. Entrò lei per prima, parlò tutto lei e Nello capì subito non so, forse gli siamo piaciuti noi quella volta là, però fu proprio la spinta positiva a partire, perché fu il nostro primo sponsorino per Teletruria e praticamente quella sera uscimmo con la pancia piena perché Nello ci offrì una cena stupenda e con un contratto firmato e con l'anticipo in tasca. Da lì. Cioè, ce lo ricorderemo per sempre, raga, questo. Infatti dopo anni siamo tornati a ringraziare Nello e addirittura quando ci siamo sposati loro sono stati il nostro catering, quindi ci siamo sposati con loro perché abbiamo voluto proprio chiudere un cerchio in quel caso lì. E a proposito, quando siamo sposati nel 2006 sono iniziati i lavori anche con fiere importanti, abbiamo avuto Milano, EICMA, poi la fiera di Roma, insomma tante belle fiere in giro per l'Italia. E da lì, ragazzi, abbiamo iniziato a spulciare, a cercare, ho detto: ma il problema principale che cos'è? La distribuzione. Non c'era YouTube, magari fossero le cose come sono oggi. In effetti YouTube stava nascendo in quel periodo là, è molto interessante questo discorso perché noi all'inizio l'abbiamo contrastato YouTube, lui è nato 2 anni dopo che noi avevamo iniziato con la trasmissione e quindi non c'era modo di darla in giro se non alle TV locali e era nato YouTube ma non era YouTube di oggi e quindi noi all'inizio lo contrastavamo perché dare i video su YouTube voleva dire buttarli fuori senza dargli un valore, insomma, e quindi la Susa si dava un grande affare a cercare una rete, a costruire una rete di TV locale. È stata una gran soddisfazione perché alla fine abbiamo creato una rete di TV, 60 televisioni in tutta Italia e anche belle importanti, ne cito una per esempio Telecapodistria o RTTR in Trentino, comunque coprivamo in Toscana, coprivamo tutto il territorio, tutta Italia. Era bello perché quando arrivavamo alle fiere ci riconoscevano anche, quindi conoscevano il Biker Explorer e quindi questa era una grande soddisfazione. bikerexplorer.tv, un mito nel panorama nazionale. Grande! Ciao Biker Explorer! Biker Explorer, ciao a tutti! Impressionante! Agli amici di Biker Explorer un caro abbraccio e a presto. Ciao ragazzi di Biker Explorer, guardateci sempre, ciao! Ciao da Buttacca tutti! Vittorio Brumotti 100% a bomba Vittorio, anche oggi abbiamo... Ecco, la cosa divertente che mi ricordo era quando dovevo organizzare i palinsesti, perché ovviamente gli sponsor volevano sapere quando c'erano le messe in onda. Dovevo chiamare tutte 60 le TV ogni volta. Ragazzi, era un lavoro solo quello. Però eri diventata amica di tutti, praticamente ci conoscevano. Sì, mandavano repliche in continuazione. Mi ricordo quando diceva che eravamo cavalli da battaglia. Che ci mi ricordo quando andavamo nelle fiere a Roma o a Milano facendo zapping, spesso capitava di trovare le repliche in TV. Sì, ti ringrazio, soprattutto la prima volta all'inaugurazione, perché forse un salto gli anni scorsi ce l'ho fatto, però sempre di corsa. In incognita poi. Sì, con i baffi biondi. Sì, sto insieme a voi e così pondero, valuto, provo.
in 2 facevamo davvero il lavoro di 4 persone. Mi ricordo quando una rivista friulana Sì. era convinta che del bikerexplorer, noi ci chiamavamo Che salutiamo Iris, tutti i ragazzi. ci fossero chissà quante persone. Ma siete voi? Ma però Andri, se ci pensi, anche in fiera stessa eravamo io e te, facevamo 1000 interviste, Sì. da un padiglione all'altro, Esatto. e gli esterni eravamo Mamma, sempre se ci io e te. penso, non so se sarei più in grado di Cioè, farlo. facciamo di tutto e di più, che tanto che quando abbiamo chiamato dei ragazzi a aiutarci sono scappati via. E tu si sono matti. Sì, in effetti eravamo un po' schiavisti, ma lo eravamo prima di tutto verso noi. Sì. Però sai, era la nostra creatura e Certo. quando fai una cosa ci metti sempre il cuore. Ci abbiamo e sempre l'anima. messo l'anima in tutto. In quel periodo abbiamo raggiunto l'apice, Andri. Sì, Un incontro a Mediaset, perché ci hanno chiamato a Mediaset. Sì. Era nata Italia 2. stava nascendo Italia 2 Sì. che adesso è chiusa E- perché non ci ha preso, perché Che è non chiusa. sape- insomma, ci hanno fatto un colloquio, Sì. però sembrava più una spiata, Sì. perché poi hanno fatto un programma simile al nostro, dandola a uno dei loro Dandola a un'altra Sì. persona, a un altro personaggio. personaggio loro. Ma insomma. all'epoca un po' tutti, anche Moto TV, Auto TV, Beh, ci molto- guardavano sì. sempre in cagnesco alle fiere. L'ho imparata, hai visto? Hi, Biker Explorer. This is Marcus Waltz from Germany, and I say hello. Hi, I'm Jesse James, and you're watching Biker Explorer. Bisogna che vi rendiate conto il contesto storico, perché ragazzi veramente in 20 anni è cambiato tutto. Per registrare i video come adesso non c'erano le SD, si registrava sulle mini DV, cassettine digitali, quindi se noi registravamo 5 ore, dopo servivano altre 5 ore per riacquisire il girato sul computer e digitalizzarlo effettivamente. Infatti giù a casa siamo pieni di cassette, di scatoloni con le cassettine del Biker Explorer, perché le abbiamo conservate tutte. Soltanto i primi tempi registravamo sopra per risparmiare il più sì. possibile, perché raga ci siamo guadagnati tutto con le unghie e con i denti. È stata sempre una cosa conquistata passo dopo passo. Adesso ve l'abbiamo raccontata così in maniera veloce, ma di cose ne sono successe di tutti i colori nell'epoca del Biker Explorer. Partivamo la notte, tornavamo dopo 3 giorni senza mai dormire, facevamo centinaia di chilometri per registrare un motoraduno e tutte le settimane, perché cercavamo di fare una trasmissione a settimana, per cui era veramente super impegnativo. E siamo stati anche sfortunati, raga, perché tutto il nostro impegno economico l'avevamo messo in un van, giusto? Sì. In un bellissimo Vito, eravamo Avevamo innamorati. preso un van della Mercedes, un Vito customizzato, non nuovo usato, Sì. di un NCC molto chilometrato ma bellissimo. con dentro gli avevamo messo anche gli schermi, ti ricordi? Sì. Che meraviglia. Poi avevamo fatto una collaborazione con Tognini di Firenze che ce l'aveva customizzato tutto, impianto audio, insomma l'avevamo fatto un mezzo da fiere, e se pensate che siamo fortunati, in realtà abbiamo avuto momenti molto duri perché ce l'hanno rubato. Perché in un anno, il 1° aprile, ragazzi, il classico pesce, ci hanno rubato il Vito Vito sotto casa, con dentro l'attrezzatura, un Sì. po' di giubbotti bellini, un po' di vestiti belli, telecamera. E lì è stato un duro colpo. E sapete qual è stata la beffa? C'era l'assicurazione, mi pare, sul furto, ma siccome l'abbiamo ritrovato, non valeva, e l'abbiamo ritrovato distrutto, il giorno del mio compleanno. sì, spogliato di tutto, anche i sedili buttati via, e l'abbiamo rivenduto, mi sembra l'ho rivenduto a 4.000 euro quella volta. E con quei 4.000 euro ho detto, beh, faccio una svolta, compro il Mac, perché prima avevo un computer un po' più lento, un vecchio Toshiba portatile, ti ricordi? Sì, me lo ricordo bene. E il Vito si è trasformato in questo Mac e da lì le cose sono cambiate totalmente, Sì. perché abbiamo iniziato a lavorare molto più veloce. Ho potuto studiare, stavo la notte a studiare su After Effects, non c'erano i tutorial su YouTube perché non c'era YouTube, c'era un sito, si chiamava Video Copilot di Andrew Crane, e ti ricordi le notti che ci passava a studiarlo? Hey, what's up? Andrew Kramer here, video copilot. Sembra poco, ma così iniziai a fare delle siglette animate, gli spot più curati, e questa cosa portò effettivamente lavori in più. Motolive, nervi saldi, il ritmo nel sangue e la passione nel cuore. It's all about humanity. It's
It's all about humanity. Infatti parallelamente lavoravamo con la moda, Modi e Moda, che è stato anche sponsor di Biker Explorer, con Alberto Moretti. Ci ha dato tanti di quei vestiti che abbiamo ancora gli armadi pieni. Sì. Abbiamo fatto delle cose per lui, per la ditta Arfango, un bel video istituzionale che è andato in giro per il mondo in 3 lingue, per cui già 15 anni fa ormai iniziavamo a fare tutte queste belle cose. C'è stata una sfumatura poi, il mondo delle auto d'epoca. Esatto, e qua stavo per arrivarci. Con le moto abbiamo fatto anche degli eventi di moto d'epoca ed è stato proprio il passaggio che ci ha portato alle auto. Da qui, ragazzi, abbiamo iniziato a seguire anche tantissimi eventi di auto d'epoca, tra i più importanti in Italia e anche all'estero. This is a 1955 Maserati 150S, the first car delivered with a 2-liter engine. Sì. Una importantissima in Svizzera, Andri. Sì, ci ha portato molte cose belle anche quelle. Come vedete eravamo sempre legati al movimento, ai viaggi, e diciamo che le moto, le auto erano soltanto la scusa, il filo conduttore per far vedere dei bei posti poi alla fine. Magari avessimo avuto fisco zen quando abbiamo iniziato, magari fossero esistite le partite IVA di oggi, quelle semplici, agevolate, era tutto molto più complicato anche dal lato commerciale. Quindi amici, se anche qualcuno di voi ha un progetto da portare avanti, l'importante è partire con il piede giusto, e direi che Fisco Zen è il partner perfetto. Al link in descrizione avete la possibilità di avere una consulenza gratuita e senza impegno con i loro esperti fiscali, e se poi questo vi sarà d'aiuto avrete anche la possibilità di avere 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Fisco Zen è un servizio online e vi mette a disposizione una dashboard da cui potrete gestire la vostra partita IVA online. Avrete un commercialista dedicato, quindi sarà sempre la stessa persona che vi seguirà, sia via email sia per telefono. Inoltre avrete un'app da cui potrete contattare un team di esperti che risponderà a qualsiasi vostro dubbio in ogni momento. E quindi grazie a Fisco Zen, ragazzi, oggi potete dare inizio a una vostra passione, a un'attività. Io ci credo molto in queste cose, specialmente credo che sia un po' nell'indole di noi italiani, no? Perché abbiamo questo spirito creativo, propositivo. È bello avere un hobby, una passione e poter pensare di realizzarlo in una seconda attività, di arrotondare un po'. Infatti ho l'esempio di un amico che ammiro, che è andato in pensione e ha iniziato a fare i tatuaggi. Così si arrotonda la pensione. Io penso che è bravo, penso che guadagni molto bene. Quindi non c'è mai, secondo me, un'età, un momento. È sempre bello mettersi in gioco, e oggi strumenti ci sono tutti, che se ne dica, esistono strumenti che 20 anni fa non c'erano. Diciamo che è importante, specialmente in ambito creativo, lavorare sereni e rilassati. Per cui quando tu hai un servizio che funziona, che ti dice le cose in anticipo, che programmi bene, non hai brutte sorprese, di bollettini che ti eri dimenticato e che ti arrivano all'ultimo minuto, che in 448 ti rovinano una giornata, ma forse anche la settimana. Per cui si vive meglio, si vive più rilassati, specialmente in ambito lavorativo e creativo, dove il buon umore secondo me è fondamentale in tutti i contesti. Ecco, quindi questo è uno strumento ottimo che vale la pena approfondire, scoprire e valutare bene. Quindi amici, link in descrizione, Fisco Zen, che ringraziamo anche per averci spronato a realizzare questo video. Se attivate il programma avrete 50 euro di sconto per il primo anno e una telefonata gratuita di consulenza iniziale. Dai che stiamo per arrivare a Campilussi, Susa. Ah, senti che pace. Sapete ragazzi, è importante avere sempre un atteggiamento positivo e curioso rispetto alla vita, rispetto a quello che si fa e a come vanno le cose. Io immagino sempre che sia un po' tipo come la società, come un grande gioco, no? Dove ogni tanto cambiano le regole. Cambiano per tutti però, per cui l'importante secondo me è capire, coglierle, perché forse nessuno te le viene a specificare queste regole, e essere sempre curiosi, adattabili, adattarsi e un po' malleabili. Oggi non esiste più niente di sicuro. Una volta mi ricordo che c'era il lavoro alle poste, il lavoro in banca. Adesso vedi che licenziano tanto alle poste quanto in banca con estrema facilità. Guarda adesso tutti quelli della Stellantis che stanno perdendo il lavoro, per cui noi prima eravamo in una situazione di
grande precarietà, lo siamo anche adesso come liberi professionisti, come partita IVA appunto, ma poi abbiamo scoperto che alla fine questa precarietà si può tradurre anche in libertà, in capacità di potersi adattare alle situazioni che cambiano e che mutano, appunto, le famose regole del gioco che vi dicevo prima. Per cui se ci si sa navigare in questa precarietà può anche essere una cosa positiva alla fine, anche se sicuramente è molto molto difficile e non è per tutti. Le cose vanno volute però. Io mi ricordo che quando ero ragazzo ebbi un'offerta di lavoro che tutti avrebbero accettato nella TV privata. Sì. E perché comunque già facevo cose per loro come cameraman, come addirittura scenografo, perché disegnavo, ho fatto l'istituto d'arte, disegnavo le scenografie, mi ricordo. Era un po' come entrare in famiglia. Io penso che tutti avrebbero detto di sì. Sono stato fortunato perché i miei non mi hanno spinto, hanno comunque appoggiato tutte le nostre decisioni. Quindi questo termine è anche fortuna, dico, se la fortuna si tratta di nascere in una famiglia buona, che ti ama, ti vuole bene, in un paese come l'Italia, non un paese del terzo mondo, allora sì, siamo fortunati. Poi per tutto il resto in realtà nessuno è nato straricco qua, no. Nessuno ha vinto il Super Enalotto, tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo ce lo conquistiamo con le unghie e con i denti ogni giorno. Compresa questa piccola sfida di YouTube, che è un gioco, ma ci stiamo mettendo tanto il cuore, tanto impegno, tanto sacrificio di tempo e di investimenti anche, sì. Questa cosa mi ricorda il fatto che all'università, quindi parlo di una vita fa ormai, l'insegnamento che mi hanno dato proprio relativo alla precarietà è stato: voi dovete uscire da qui e essere manager di voi stessi. Non avrete il lavoro bello pronto, dovete crearvelo. È un grande insegnamento. Erano già avanti. In effetti te ce l'hai, sei bravissima a organizzare, a creare, a fare. A me piace organizzare tantissimo. Sì. Gli dicevo alla Susa anche all'epoca del biker, te Susa saresti una che in un'azienda vale 6.000 euro al mese. Sì, sì. Meno male che ti ho trovata io e ti sfrutto a gratis. Diciamo che ci compensiamo a vicenda. Sì, ci compensiamo, sì. È vero. Ognuno ha le sue qualità e insieme facciamo in effetti creiamo bisogna per un lavoro del genere come quello che abbiamo instaurato noi bisogna trovarsi, bisogna essere in due affiatati. Sì. È difficile farlo da soli e bisogna essere veramente pronti e disponibili. Una delle caratteristiche, oggi ci chiamano videomaker, filmmaker, all'epoca non esisteva neanche questo nome, ma qua cosa fai? Fai video? Quindi comunioni, matrimoni. Mio papà era in crisi su questo, perché quelli chiedevano: cosa fa tua figlia? Boh, non si sa. Non si capisce. Non si sapeva. Una delle caratteristiche fondamentali è quello di essere sempre disponibili, liberi. Non sabato e domenica, ma sempre, tutti i giorni della settimana. Prendi, parti e vai. Stai via 4-5 giorni, un mese. Abbiamo lavorato alla fine in Colombia, abbiamo lavorato a Tunisi. All'estero, che belle esperienze. Siamo stati all'estero, abbiamo fatto tanti viaggi. Siamo arrivati nella Cocora Valley, qui è incredibile, ci sono le palme più alte del mondo. Quindi diciamo che devi sempre mantenerti libero da ogni connessione e impegno quotidiano, altrimenti non lo tiri avanti questo lavoro. Proprio per questi motivi ne abbiamo visti tanti nascere, crescere, affiancarsi a noi e poi puntualmente morire, finire. Dovremmo esserci ormai. Allora, raga, c'è sempre qualcuno qua? Da stanotte è messa neve, minimo 30 cm, forse anche di più, e qua sarà più difficile arrivarci. Questa è una zona delle più fredde dell'altopiano, e lì c'è una stazione termica del nostro amico, che salutiamo, e a volte si raggiungono meno 30, meno 38, qua sono stati dei record qua. Qua quando arriva. Questo silenzio assordante. Intanto siamo quasi arrivati al bivacco Campilussi, quindi alla fine della nostra passeggiata, ma anche alla fine del nostro racconto. Che atmosfera.
E poi ragazzi arriva il Covid e patatrac, tutti gli eventi persi. Inizia una nuova fase in cui ci dedichiamo alla scrittura e a nuovi progetti. Infatti raga, secondo quello che vi ho detto prima, proprio immaginando le regole del gioco che cambiano, abbiamo cercato di riimmaginare un inizio e quindi abbiamo scritto un progetto. Evidentemente si sapeva, si sentiva che l'immagine andava ricostruita, bisognava rinfondere fiducia e ancora va fatta questa cosa qua. Si ripartiva un po' da zero, per cui la nostra idea di nuovi video si basava proprio su questo aspetto qua, cioè sul creare un'emotività nuova. E quindi abbiamo scritto qualche pagina, un progetto, l'abbiamo presentato in regione a vari enti e comunque è andata bene. はい、これは皆さんベネツィアの中心になっているサンマルコ広場です。ベネツィア昔モンテベリコの教会すぐ近くの場所はVilla Valmarana ai Nani. Si è trasformata un po' la nostra attività. Sì, trasformata la nostra attività, giusto? Quindi adesso siamo molto più incentrati su video turistici, video emozionali, video istituzionali e queste cose qua ci piacciono veramente tanto. In fondo è sempre stato un po' il nostro. Nello stesso tempo, nel contempo, è nato anche YouTube, perché abbiamo iniziato a fare i vlog per questo canale e quindi è nata anche questa piccola avventura, vero Susa? Sì, una piccola grande avventura. Prima non ci credevamo a YouTube quando è nato, all'inizio no, perché noi eravamo concentrati sulla distribuzione e ovviamente ci dovevamo anche vivere e YouTube non aveva la monetizzazione all'inizio. come adesso. Oggi è veramente un grande strumento super avanzato, è una grande piattaforma, ci piace tantissimo. E poi c'è da dire che ci sono dei format che proprio esistono solo su YouTube, che sono i vlog appunto, come questi video che facciamo noi, e i tutorial che esistono solo su YouTube. Poi dopo il cinema va nel cinema, la TV manda i grandi contenuti tipo le grandi trasmissioni, i grandi eventi, i programmi della sera, ma contenuti tipo questo si trovano solo sulla piattaforma YouTube. È una cosa che ci piace tantissimo perché abbiamo rimparato anche noi a raccontare, a fare video diversi, più buttati là, dico io, più trascinati via, però da una parte sono più veri, più realistici, più autentici. Ci siamo rimessi in gioco praticamente. Sì, è stata una bella avventura anche questa e continua ad esserlo e vogliamo che lo sia sempre di più, anzi sì, perché è proprio un gran bel sistema. Sì ragazzi, infatti questo vuole essere proprio un incentivo, non c'è un'età per seguire le proprie passioni e magari trasformarle in un'attività. Esatto. Non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi, altrimenti sono solamente scuse, se no si rischia veramente di osservare la vita che passa, mentre bisogna osservarsi dentro e agire e seguire le proprie passioni. Chissà cosa può succedere. Esatto. Sì. Infatti, nonostante fare video fosse il nostro mestiere, come avete capito, sono 20 anni che lo facciamo, ho iniziato a seguire alcuni vlog su YouTube. Prima di personaggi stranieri, poi italiani. Uno per esempio è Nicolò Ballini, l'ex Human Safari, che è fortissimo, bravissimo, e specialmente lui mi ha aperto un po' gli occhi perché ho capito come si poteva fare video in maniera totalmente diversa alla concezione che avevo io, che era quella piazzata, un po' accademica, un po' narrativa, un po' più filmica. Quindi questa cosa invece di fare video un po' buttati là, veloci, improvvisati, e anzi alla fine poi mixare un po' le due cose è una roba bellissima. E quindi nascono così un po' i nostri vlog, quelli che vedete, ma anche tanti altri vlog. È così che YouTube crea contenuti, offre contenuti veramente originali e belli. E infatti grazie a YouTube abbiamo conosciuto Fisco Zen, che ci ha sponsorizzato questo video e ci ha dato l'opportunità di parlare di noi. Vi ricordo il link in descrizione. Grazie per averci seguito in questo video, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Che altro aggiungere? Beh, che vi aspettiamo numerosissimi per la prossima edizione, per condividere insieme questa magica esperienza. Ciao, alla prossima! Ragazzi, che ci segue da 2 anni, Qua una volta abbiamo dormito e trovate anche il vlog che ve lo metto in descrizione. È stata una bella avventura quella. Mi sono svegliato alle 4 di notte, qua era tutto ghiacciato e ho fatto le immagini con la luna piena. Poi si dorme sul palco e si dorme come a casa. Dovevamo vedere i ragazzi che dormivano nell'altro baito e salutarci di mattina.
abbiamo dormito fino alle 11, una roba gravissima. Andiamo a vedere invece, questo è il bivacco sempre aperto per tutti. Dopo avervi raccontato la nostra storia, ragazzi, se anche a solo uno di voi viene in mente di fare un piccolo passo avanti verso la realizzazione dei vostri hobby, delle vostre aspirazioni, e questo accade, questo succede, se vi abbiamo dato un piccolo stimolo, fatecelo sapere nei commenti, perché per noi sarebbe veramente un'emozione saperlo, ecco. Per cui mi raccomando, vi aspettiamo nei commenti. Bivacco escursionisti. Apri un po'. Beviamo il tè. Eccoci qua. Ah, che buon profumo che c'è sempre. Sì. Questo profumo di legna bruciata. Ma prendo manca un un pezzo. paio di bicchieri. Ci sono? Sì. Senti, non usiamo i bicchieri, vai. Meglio non usarli. No, beviamo lì, dai. Ok. C'è bisogno di consumare la plastica. Adesso ho messo 51 gradi, ma perché l'avevo riaperto? Wow, vado io? Sì. Questo non faceva da bicchierino? No. Era l'altro. Mi sa che c'era un altro. Era l'altro. Non penso ci fosse un pezzo in più perché. Ah, sì, è caldo, buono, ci sta. Susa, alle storie belle. Ha le storie belle. Mi piaceva un casino accendere il fuoco, non mi arrendo, cerco ancora l'accendino. Bivacco tour, guardate che bella dispensa che c'è qua, hanno lasciato tante cose. Ora roll max intero nuovo, beh, lo lasciamo qua. Caffè, zuppa di fagioli, sugo ai funghi, pomodori, funghi, pasta, tonno, fagioli, caffè, carte igieniche. Qua abbiamo delle pusate, ancora zuppe, ancora pasta. Beh dai, è passato un periodo dove li lasciavano sempre vuoti perché... E invece qua c'è un sacco di roba, anche aperta, c'è l'olio. L'unica cosa è che manca un accendino, per cui non riusciamo ad accendere la stufa. Abbiamo guardato un po' ovunque, ma mi sa che se lo sono portati via. Per me qualcuno se l'è portato via. L'ideale è che passassi qualcuno Di adesso. solito ce ne sono 8.000 di accendini nei bivacchi, no uno. Noi non ce lo siamo portati dietro. Bisogna sempre portarselo dietro. Era una passeggiata piccola, abbiamo detto sicuramente lo troviamo al bivacco, invece no. Questa è una corda per impiccarsi. No, questa serve per tirare su il piano. Di sopra si dorme, andiamo a vedere com'è. Ecco qua, hanno messo un bel tatami, guarda, un tappetino tipo quelli da yoga, sì. Dai, è pulito, molto bello pulito. Vieni Tango. Vai. Guarda, ora prendiamo il sentiero per tornare. Ciao campionissimi. Abbiamo raccontato un po' la nostra storia, ma in maniera molto approssimativa e buttata là. Ci sarebbero tanti altri aneddoti e capitoli importanti da raccontarvi, tipo quella volta che abbiamo fatto un cortometraggio proprio da queste parti sulla Grande Guerra e siamo finiti selezionati all'Ischia Film Festival, quindi c'è stato anche quel capitolo là. No! No! Ma se ne vale la pena morire in questa guerra. 100 anni, un futuro da sogno. Capitolo sceneggiature, scritture, tante altre cose, davvero. Però dopo faremo un video lungo un'ora e quindi dai, speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima per un'avventura nuova, standard di Andri e Susa. Ciao ciao. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. Siamo andati al campomuletto da Rocco. Verdure con salsiccia per Andri. Crauti e funghi per la Susa. Starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl.